Buon sabato 31 maggio a tutti. Dopo tempo abbastanza immemore torno in escursione in altopiano dei 7 comuni. Vedete, sono qui a Campomullo con destinazione bivacco Campo Luzzo, dove l'intenzione sarebbe quella di fare il mio primo pranzo dentro il bivacco, che è veramente da tanto tempo che volevo andare a vedere. Tanto qui sono le 9:12, giornata stupenda, non c'è neanche una nuvola. 1530 metri. Adesso, come vedrete in sovrimpressione, vi metto la mappa con il percorso e le statistiche di oggi. Come vedete, dislivello è di 406 metri, che non è tutto in salita, ma ci sono alcuni saliscendi. La durata è stimata in 3 ore, la lunghezza è in 9,3 km. Il bivacco invece è circa sui 1810 metri. Prime indicazioni CAI. Il mio per ora è sentiero 8,50. Guardate che trinceramenti. Ecco qui intanto arrivato a Casala Fiaretta. Eccomi arrivato alla Fontana degli Alpini. Vediamo solo se funziona. Sì, il Gorgaraco. Monte Colombara, 1848 metri. Ecco, siamo arrivati all'ex, sottolineo ex Maga Bosco Secco, vedete appunto qui davanti. Grandissimi ciclisti, salutano tutti io. Siamo a 1663 metri. Oggi la caratteristica è appunto questa, che si sale poco di altitudine. Dopo un'ora e mezza di escursione ho fatto solo poco più di 100 metri di dislivello, anche se nel frattempo i saliscendi sono stati parecchi. Adesso un po' di indicazioni. Sentiamo 839, si sale al Monte Ortigara, però attenzione a questa carrareccia. Indicazioni per bivacco Campo Luzzo, sentiero 839. Sono veramente un sacco di trincee in questa zona, tanto che il sentiero ci passa anche attraverso. Per esempio qui. Una marmotta. Guardate quante tane di marmotte qua giù. Quanto mi mancava questa zona dell'altopiano. Vi mostro
l'ammirazione di Cima della Caldiera di fronte a me, Monte Ortigara un po' più a ovest. Ragazzi, bivacco Campoluzzo. Insomma, dalle 9:12 alle 11:58 sono adesso. Quasi 3 ore, ragazzi, non male. Effettivamente i chilometri sono 9 e tutto in saliscendi. Vedete, lì ci sono i due bivacchi, appunto. Questo qua è un terzo, però adibito appunto a deposito. Vedete, Campi Lussi. Infatti c'è una doppia denominazione, Campo Luzzo e Campi Lussi. In lontananza avete il piacere di vedere la stazione di metro Triveneto della Dolina Campoluzzo. C'è il termometro. Ecco qua il bivacco, scuro però affascinante. Se provo a fare un video su di sopra, vediamo. Ci sono un po' di materassini, diciamo. Adesso, ragazzi, mangerò qui in bivacco. Sentite che profumo proprio di montagna selvaggia. Adesso tiro fuori il pranzo di oggi, appunto, e vedete anche le bottigliette di vino rosso. Oggi, ragazzi, pranzo a base di tartare. Poi ho uno yogurt greco, il bicchiere, tappi di sughero per dopo. Si può riutilizzare, vabbè, meglio. Il vino che mi ha accompagnato oggi è uno Scaglia del 2019. Il vino di famiglia Castagnedi. Bene, andiamo con la seconda. Veramente buona anche senza sale, senza olio. Infatti olio ce n'è già, c'è anche scritto. Finito.
Mangio anche lo yogurt greco. Ecco qua alle 12:35, pranzo finito, sto smobilitando. L'ultima roba che mi resterà da fare sarà fare un breve giro col drone e dopo potrò ripartire per il percorso inverso di ritorno. Spero che questo pranzo, insomma, a Bivacco Campoluzzo vi sia piaciuto. A me. Ecco un po' a malincuore, devo dire, abbandono il bivacco e la famiglia che c'era lì, che ormai aveva un po' d'amicizia. E niente, adesso riparto per ripercorrere tutto il ritorno per altri 9 km. Ecco, adesso dovrò un attimo smaltire questo pranzo un po' più pesante del solito. Tanto vedete qui del ghiaccio residuo della neve invernale. Mi vedete sorridere perché ho appena aiutato 4 ragazzi che ho appena incrociato adesso, stracarichi di roba nello zaino. Mi hanno chiesto: ma per caso sai dove è Bivacco Campoluzzo? Niente da ridere, perché mi è venuta da ridere anche con loro, perché arrivo giusto da là, ho tutti contenti perché appunto ormai avevano perso le speranze di trovarlo. E appunto li invidio anche parecchio, perché ho chiesto loro se passavano lì la notte e hanno detto sì, la carne, il vino, e sono pronti a farsi una gran grigliata stasera. Cinque minuti di meritato relax qui a Casara Fiareta. Ho trovato questo tronco libero scolpito apposta come panca, sarebbe stato sciocco non approfittarne.
Allora, arrivato a fine escursione, 6 ore e un quarto di escursione, porca miseria. Non pensavo, però comunque effettivamente sono 18 km e mezzo di distanza, quindi capite bene quanto lunga sia stata oggi. Pochissimo dislivello in rapporto alla lunghezza, però va bene così, bivacco stupendo, cioè nel senso per la soddisfazione anche stessa di averlo raggiunto, a mangiarci dentro, diciamo, a vederlo. Niente qui da rifugio, Campo Mulo alle mie spalle. È tutto. Jacopo vi saluta e vi rimanda alla prossima escursione. Adesso senza neve in quota si inizierà a alzare un po' l'asticella.